Sottomarina se l'è cavata grazie ai tedeschi più 17% e al settore della nautica da diporto decisamente in salute. L'economia balneare chioggiotta ha tenuto. La stagione 2013 ha dovuto fare i conti soprattutto col maltempo e fino al 30 luglio si è registrata una flessione del 10%. Poi, grazie al meteo stabile fino a metà settembre, c'è stato un netto recupero. Il milanese dell'anno 2013 potrebbe non essere una persona in carne ed ossa, ma un reparto ospedaliero. Pioggia di voti per cardiochirurgia, fiore all'occhiello della sanità, eppure a rischio chiusura. La classifica è provvisoria, c'è ancora tempo per votare il successore di Paolo Favaretto, milanese 2012. Basta inviare una mail con il nome del preferito a milanese2013@libero.it. Versi elettronici di Falchi e Poiane durante il concerto in omaggio a Morricone. L'insolita scena si è svolta in piazza Indipendenza a San Donà, dove oltre ai musicisti si sono messi a suonare anche i dissuasori acustici installati dal comune per allontanare i colombi. Il sindaco Andrea Cereser si è scusato con la platea di 500 persone e forse medita di cambiare metodo. Da gennaio prossimo Treviso dirà addio ai cassonetti, arriva la raccolta porta a porta. Non sarà un passaggio semplice, servirà una lunga campagna, circa 3 mesi di informazione. Il primo grande cambiamento sarà soprattutto estetico. Da piazze e strade di Treviso spariranno tutti gli attuali cassonetti della spazzatura, del secco, della carta, del vetro e dell'umido. In 100 in marcia a Venezia per salvare le mura di Castelfranco, meta della spedizione, la sede regionale di Palazzo Balbi, dove i castellani, con megafono, slogan e cartelli, hanno chiesto di poter attingere a fondi europei, visto che il comune ha le mani legate per via del patto di stabilità. Intanto le condizioni delle mura peggiorano, soprattutto quelle delle torri nord-ovest e sud-ovest. La festa provinciale della Lega si farà il 18 e 19 ottobre prossimi a Villorba. Sarà tutta un'altra cosa rispetto ai fasti del passato, una manifestazione sobria e senza sprechi. Intanto per la prima volta si festeggia fuori città, ovvero al Bocciodromo in zona industriale di Villorba. Obiettivo prioritario è compattare le due anime divise della Lega, Maroniani e Bossiani. Visite specialistiche gratis a chi non può permettersele. È stato inaugurato a San Giorgio in Bosco il primo ambulatorio sociale del Veneto, il terzo in Italia. Un'equipe di medici volontari, compresi 2 primari, è a disposizione degli indigenti, circa 300 persone, seguite dalla Caritas e filtrate dai servizi sociali del comune. Funzionerà su chiamata e appuntamento. Nonostante la pioggia, 2000 padovani hanno partecipato all'inaugurazione ufficiale dell'ippodromo Breda a Ponte di Brenta, riaperto dopo una chiusura forzata di 21 mesi. Oltre alle corse c'è stata una grande festa con tanto di musica dal vivo e figuranti in costume. Aperto anche un nuovo parco annesso all'ippodromo, a disposizione del pubblico tutti i giorni. Rimossa la scultura di Kim Yang-won, che per mesi è stata sull'Eastone, davanti a Palazzo Moroni, sede del municipio di Padova. Il sindaco Ivo Rossi sta pensando però di acquistarla per sistemarla nel rinnovato piazzale della stazione, proprio di fronte all'ingresso dello scalo ferroviario. La statua di donna dell'artista coreano costa 95.000 euro.